veneziano. Da come avete visto al titolo mascherina, chi comanda e come lo fa. Ma prima di iniziare questa pillola, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di The Gala, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram. E vi ricordo che alle 20:30 lunedì sera su Telegram, nel Magici Arcieri Bertoldini, il The Gala Marietto Veneziano coadiuvati da Midas tengono un percorso esoterico gratuito. Eventualmente potete chiedere a Milas se avete problemi a entrare, siamo già più di 170, se venite vi mettiamo giù il tappeto rosso. Allora, vediamo un po' chi comanda. Come ho detto in altre pillole, ci sono zone, più o meno di 300.000 persone che vengono in un certo senso guidate o teleguidate o influenzate da questi esseri. Il vostro Marietto ne ha conosciuto uno, ne ha visto uno più o meno circa quando aveva 38 anni, più o meno quasi 20 anni fa, l'ha incontrato, cioè non è che il Marietto è andato a cercarlo, è questo che è andato dal Marietto e gli ha fatto vedere che praticamente tutte quelle persone che il Marietto aveva incontrato praticamente erano state teleguidate da una matrice, e queste persone erano praticamente innocenti perché tutti i pensieri che si facevano nei confronti del Marietto erano stati generati da questa entità. Praticamente questa persona, questo essere, diciamo questa entità perché tutti sono entità, no? Questa entità praticamente aveva questo potere sulle persone e faceva in modo che le persone pensassero in un certo determinato modo su qualsiasi tipo di soggetto, nel senso che era tutto come se fosse stata una grande macchina, un grande programma, e questa persona, questa entità riusciva a influenzare tutti in questo modo, riusciva a sentire i pensieri di tutti e riusciva a farli sentire anche me. Quindi il vostro Marietto è restato un po' scioccato perché cioè aveva già visto piccolino che la cosa era così, ma non pensava che era così in un certo senso importante. Quindi, cari amici, quando voi vedete certe situazioni di litigi o quant'altro, molto probabilmente queste entità, questi esseri, questi gruppi misterici che in un certo senso governano, ci tengono in un certo senso come una Matrix. Infatti i registi che hanno fatto la trilogia di Matrix, in fondo volevano spiegarci questa cosa qua. E nella realtà è proprio così. Io quando l'ho visto, questo essere era un essere muscoloso, bello alto, sul 1,90 m, e aveva una forza micidiale, ma aveva anche una forza spirituale immensa. Infatti era venuto per proteggermi, per spiegarmi certe cose, certe dinamiche, e mi diceva: caro mio, prendi i tuoi 4 stracci da questa attività, sganciati perché qui fra un po' ci sarà una guerra immensa. Io mi ricordo che ho guardato fuori dalla finestra, ho detto: ma io non vedo una guerra qui, vedo solo macchine in colonna. E in realtà il tipo era avanti di 40 anni e mi stava spiegando cosa sarebbe successo in questi tempi qua. Però purtroppo il vostro Marietto era un pochettino tontolone. Quindi è vero che ci sono questi 5 gruppi misterici che governano il mondo, ma sotto di loro ci sono queste entità che a livello territoriale si sono divisi, hanno il compito in un certo senso di guidare il pianeta, no? E quello che c'è in questa zona è molto potente perché gli altri non vengono qui. In fondo anche nel Vecchio Testamento c'è scritto una cosa del genere, no? E in effetti è quello che il vostro Marietto ha visto. Queste persone queste entità hanno il potere di praticamente passare i muri, trasformarsi in qualsiasi cosa, e hanno questa forza di poter far influenzare il cervello delle persone, il pensiero delle persone in modo costante e ripetitivo. Sono in poche parole delle dagide immense. Io non so da dove prendono le loro forze, molto probabilmente se ci sono vuol dire che sono, come si dice, coerenti col sistema e serviranno col sistema. Chiaramente non sono superiori ai cabalisti perché i cabalisti sono un mondo a parte, nel mondo a venire vivono. E qui mi collego ancora al concetto del mondo a venire della quinta dimensione. Allora, non esiste nessuna quinta dimensione, esiste però il mondo a venire che è sempre stato qui e solo i cabalisti possono entrarci. Tutti gli altri fanno parte di quel mondo che è quello poi materialista che vediamo tutti i giorni, ma i cabalisti vivono in 2 mondi, in quello a venire e in questo qua. Questo qui appunto è dominato da queste forze
che io chiamo entità o persone, potete dargli anche qualsiasi tipo di nome, che senza che voi ve ne accorgiate vi riescono a fare pensare a quello che loro vogliono, creano le religioni, le smontano e quant'altro. Bene cari amici, questa è una piccola pillola che vostro Marietto vi ha dato per rispondere anche ad alcune persone che in PVT mi avevano fatto delle domande. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale YouTube dell'Illegale, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!